Rompe gli indugi il presidente della regione Rosario Crocetta e presenterà la sua candidatura a governatore della Sicilia. L'annuncio è avvenuto dopo che le sezioni riunite della Corte dei Conti, presidente Maurizio Graffeo, al termine della Camera di Consiglio, ha dichiarato regolare il rendiconto del bilancio della regione Sicilia per il 2016. Crocetta non ha nascosto la sua soddisfazione affermando come i nostri conti sono a posto. In questi anni abbiamo fatto un lavoro straordinario di risanamento portando il bilancio da un disavanzo di 2 miliardi e 700 mila euro di debiti non pagati a 1 miliardo di avanzo dopo aver pagato i fornitori. Crocetta, alla luce del giudizio positivo della magistratura contabile, ha affermato che sarà in corsa alle prossime elezioni regionali di novembre. L'ufficialità avverrà presso la sede di Riparte Sicilia in via Mariano Stabile a Palermo, dove per l'appunto lo scorso 17 febbraio, alla presenza dei suoi fedelissimi come l'assessore Mariella Lobello, il senatore Lumia e l'onorevole Maria Grazia Brandara, aveva presentato il movimento, concetto che ha ribadito anche 2 giorni fa in occasione della presentazione dei nuovi bandi POFES 2014-2020 presentati ad Agrigento al Museo San Nicola da noi intervistato. Stiamo vedendo un gran fermento fra tanti candidati che dovrebbero essere scelti, però diciamo, tutti negano un'eventuale sua ricandidatura, ma lei va avanti, quale sarà il suo politico? Perché ognuno propone il suo candidato, poi alla fine ci dovremmo mettere pure d'accordo. È evidente che se ognuno propone un candidato non ci metteremo mai d'accordo. Anche D'Alia, Casini ha lanciato D'Alia, ma lei cosa fa? Andrà avanti o cercherà un accordo con il PD? Per un posto a Roma magari, molti chiedono un posto a Roma, lei chiederà un posto a Roma? Io veramente sono il candidato naturale perché ho già vinto le elezioni e perché sono il presidente uscente. Le altre sono richieste di candidatura, per carità, rispettabili, ognuno ha grande rispetto, però mi pare che il presidente uscente, a meno che non ci siano dei fatti gravi che giustificano questa discussione, non mi pare che Quindi farà la sua battaglia lei? Ma io sono già in battaglia.